Buonasera amici Rugby House, benvenuti a un grande appuntamento stasera. Ospiti in studio Jeff Montariò, seconda linea della VEA FMCZ Rugby Rovigo Delta e Ivan Malfatto dal Gazzettino. Benvenuti. Eccoci in studio dopo il 28 pari della VEA FMCZ Rugby Rovigo Delta in quel di Calvisano. Siamo già proiettati per la sfida con Mogliano, un 28 pari che poteva essere anche vittoria per i colori rossoblu se non ci fossero stati alcuni errori, è vero Jeff? Soprattutto bisogna stare attenti a non riproporli nel match di sabato. Contro questo tipo di squadra, anche contro Mogliano, le errori così le paghi cash, quindi dobbiamo usare la testa a volte un po' di più e fare queste cose meglio. Comunque va bene anche così, nel senso siamo partiti, grande entusiasmo, sapevamo che durante il percorso, no Ivan, non è che potessero essere sempre rose e fiori, è un bel test, comunque è dato anche una buona prova alla fine. Sì, la prova positiva riguarda il carattere, a mio avviso, la classifica e l'ambiente. Il carattere perché è una squadra che va in vantaggio, poi va sotto e poi riesce ad acciuffare il pareggio all'ultimo minuto, dimostra di averlo ed è sicuramente una dote che poi quando ci saranno le partite da vincere a tutti i costi deve uscire insieme alle qualità tecniche. La classifica perché credo che tutti avremmo firmato dopo 3 giornate, 4 diciamo, e 2 scontri diretti in trasferta come quelli di Calvisano e di Viadana per un Rovigo imbattuto e quindi anche questo non è determinante perché i punti importanti poi sono quelli alla fine, soprattutto sono quelli degli scontri diretti, ma è importante per il terzo elemento, è quello dell'ambiente. Rovigo quest'anno, anche per propria volontà, si è messa sul piedistallo della squadra che deve vincere a tutti i costi. È la regina del mercato, ben sapendo che il Calvisano ha fatto ad esempio un mercato altrettanto forte e importante ma non l'ha strombazzato come noi e quindi si è messa sul piedistallo e deve dimostrare che non è solo la regina del mercato ma è la regina anche in campo. Dopo 3 partite lo sta dimostrando e questo è importante per un ambiente che sapete benissimo tutti poi come è facile ad infiammarsi, è facile anche a deprimersi o a sparare critiche e a creare magari quelle tensioni che possono essere un po' d'ostacolo alla squadra, quindi 3 motivi per essere contenti. Ecco, sicuramente Calvisano rispetto a Rovigo doveva solo integrare le uscite dei giocatori, Rovigo è stata una vera e propria rivoluzione poi alla fine perché guardavo la squadra in campo domenica scorsa e secondo me quella di Calvisano di quest'anno è la più forte degli ultimi 3 anni, anche più forte di quella scudettata. Anche secondo me, non so se la pensa Jeff così anche Jeff, ma anche secondo me quest'anno è la squadra più forte proprio perché, come dici tu, integra una struttura già importante e la integra con giocatori, lo sa benissimo Jeff che ha fatto parte di questa diciamo trattativa o come vuoi chiamarla, con un giocatore come Cavalieri che era l'obiettivo nostro da affiancare a lui in seconda linea e che invece è finito a Calvisano perché a quanto diceva Radio Mercato Calvisano non era riuscita a prendere Jeff, poi ci dirà lui se è vero insomma che c'era anche questa trattativa, questo interesse. No? Sì, quest'estate è stata questa cosa, sì. Quindi ecco, vedi, oltre alla struttura buona, giocatori che se li voleva Rovigo vuol dire che erano considerati top player, no, per il proprio ruolo, giovani importanti perché ad esempio a me il giocatore che è piaciuto di più o uno di quelli che è piaciuto di più di Calvisano domenica è il mediano di Mischia Violi che ha dimostrato una grande personalità nel gestire una partita di questo genere e d'altronde uno che era riuscito a fare la meta decisiva e a gestire lo spareggio salvezza, quello dove c'era Stefano Bordon con i crociati, con quell'autorevolezza, cioè, mi aspettavo che potesse perlomeno a livello di eccellenza essere un buon giocatore. Ecco che quindi questo mix rende Calvisano sicuramente la squadra
forte come Rovigo, perlomeno sulla carta. Ecco, loro, come noi del resto, ma loro secondo me c'è un punto interrogativo in più, hanno il discorso dell'allenatore, che a mio avviso bisognerà vedere quanto Guidi riuscirà a incidere, ad inserirsi in una realtà come è stata quella che ha lasciato Cavinato nei 2 anni. È vero che hanno lo stesso problema anche qui Frati e De Rossi, però secondo me le situazioni sono diverse. Non dico che Frati e De Rossi siano più agevolati di Guidi nell'inserirsi in una realtà come quella rodigina, però sicuramente secondo me avranno meno problemi di lui. C'è una differenza abbastanza sostanziale, che Guidi è la prima esperienza in un club, esatto, mentre prima ha fatto tutte la trafila nelle varie giovanili, ma anche al termine del match, vuoi che hanno pareggiato col Briva all'ultimo secondo, vuoi che hanno perso col Mogliano all'ultimo secondo, vuoi che hanno pareggiato con l'ultimo secondo. Hanno perso anche in Romania, tra l'altro. C'era un certo nervosismo anche in campo, io ero nella tribuna quella con meno persone. C'è stato un botta e risposta abbastanza forte fra Griffin e Guidi. Infatti sono stati un po' di giocatori anche di video, lo stesso Guidi non ha accettato di fare un'intervista con noi perché ha detto no, adesso non è il momento. Tieni presente che è giustissimo quello che hai detto tu, e secondo me ci sono anche altri 2 elementi legati a questo fatto del tecnico. Il primo, che Guidi arriva con una squadra già strutturata, no? Come dici tu, con degli inserimenti, mentre Frati e De Rossi vengono sì su una squadra che ha gente come Jeff o altri veterani, ma che fondamentalmente si sono costruiti loro, hanno portato molti uomini loro da Prato, e c'è una filosofia proprio legata a quella al gioco e all'impronta che vogliono dare Frati e De Rossi. E poi secondo me a Calvisano c'è anche un elemento, fra virgolette, politico che è da tenere in considerazione. Non dico che disturbi, anzi forse può anche agevolare, però, ed è questo, il progetto di Guidi a Calvisano è un progetto o un'idea sicuramente voluta dal presidente federale Gavazzi, perché Gavazzi ha nella propria mentalità, e secondo me anche giustamente, quella di voler testare allenatori federali sui club e viceversa, e quindi questa prima esperienza di Guidi in un club è anche una prova da un punto di vista appunto federale per vedere insomma se questo allenatore è capace, vale e sa dimostrare e dimostra di valere anche fuori da quella che è un po' la bambagia tra virgolette delle selezioni federali. Andiamo a vedere subito gli highlights di quanto è successo domenica nel pareggio 28 pari fra Cami Calvisano e VFMCZ Rugby Rovigo Delta. Signore e signori, buonasera e benvenuti al Peroni Stadium di Calvisano per il big match di questa quarta giornata del campionato d'eccellenza 2013-2014, una delle partite più attese in questo inizio stagione, forse la più attesa per quanto riguarda la rivalità dei 2 team, ma anche le polemiche che hanno preceduto questo match. Pensiamo alle convocazioni nel 7 di Bortolussi, l'assenza di Wilk, pensiamo anche a quanto è significato Calvisano Rovigo negli ultimi anni, alla semifinale persa dai rossoblù qui nel 2012 all'ultimo secondo con un calcio di Griffin, ma pensiamo anche a quanto è successo nel 2008 quando il Rovigo ha perso l'accesso ai playoff per colpa di un drop di Ludovic Mercier col Petrarca, ma comunque vittoriosi qui al San Michele, prima si chiamasse Peroni Stadium. Una sfida nella sfida sicuramente, un grande match tra le 2 forse favorite per il titolo di questa stagione. Ha provato le zebre, intanto parte Aimona quasi da centrocampo, in realtà non è lunghissimo qui il campo di Calvisano, però sembra in mezzo ai pali, per cui andiamo a segnalare al 4° minuto, e qua c'è sealing off. Ne parliamo subito con Marco Frati. C'è ancora un altro vantaggio, ancora Nicola Gatto. Non sente la fatica Nicola Gatto, non sente l'avversario, ancora vantaggio noi. Ancora dentro per Matteo Ferro. Giochiamo male questo offload, c'è la pressione su Frati, Stiffi, Basson. Il vantaggio non è acquisito. Punizione in mezzo ai pali, relax. C'è Bilinguini che ha visto un intervallo, l'aveva attratto, e c'è anche una munizione forse, guardiamo. È una munizione per Alberto Chiesa per i primi 3 punti qui al
Peroni Stadium. Così è 3 pari al 18° del primo tempo. Parte l'apertura neozelandese. E centri i pali. È buono qui Rovigo. È buono qui Rovigo. È buono qui Rovigo. Sono stati bravissimi. Tanto Berga Mirko per pareggiare. Sembra buona. Sì. È buona a 6 pari. Botta e risposta per i calciatori. Viadana. Qua ottimo primo blocco. Stiamo giocando molto bene in touch. Adesso la Mol sembrava formata. In realtà andiamo giù. Poi riconquistiamo ancora un attimo di stabilità all'ovale. Però in rack succede di tutto. Un gioco che si è sviluppato sicuramente tra le linee mediane. Intanto parte Stefan Basson al piede. Sembra ci sia. E c'è. Bravo Stefan. Parte Imona. È preciso il calcio di punizione del classe 86. Siamo a 5 metri. Giochiamo la furba. Attenzione dentro per Matteo Ferro. Quasi entriamo. Era stata provata. E c'è la meta di Rovigo. Si consultano. È una zona scoperta rispetto a noi. E c'è la meta di Rovigo. C'è la meta di Rovigo propiziata da un'azione, una furba con l'inserimento di Matteo Ferro. Pochissimi secondi al termine del primo tempo. Respira profondamente Mirko. E sembra buono il calcio. Ed entra questo calcio di Mirko Bergamasco. Bravo Mirko. Più 7 Rovigo qui. Allentiamo la pressione. Stein. Per Aimona. Che proverà. Edo Lube non riesce a fermarlo. Aimona sicuramente mette il fisico. Adesso Vil per Canavosio che prova l'incrocio con De Jager. Attenzione, De Jager sfugge il placcaggio di Bibi Quaglio. C'è una flood. E poi c'è la meta subito del Calvisano. Aimona. Parte anche Bilingawini. Sembra buona però la trasformazione. Sì, di Aimona. Sebbene abbia solo 20 anni. Una spinta anticipata a parte del Calvisano che ruba la mischia del Rovigo. Attenzione, apre Aimona da solo. Lo buttiamo giù, c'è il sostegno di Stein. Riusciamo a imbragarlo in qualche maniera. Altra fase con Violi per Chiesa. C'è l'inserimento ancora di Vilk. E c'è la meta di Vilk. Ma la palla è ovale. Parte Aimona. Grande precisione a piede per il classe 86. Molto bene mischia Rovigo, Montoriol veloce per Frati, giochiamo, muoviamo con le gambe. Lucio Rodriguez per Mirko Bergamasco che se ne va, c'è sostegno anche Giovanni Kirk, oppure largo per Steven Bortolussi. Prova Stevie da solo, arrivi Stefan Basson e c'è la meta del Rovigo. C'è la meta del Rovigo, una grande azione da parte della VFMCZ Rugby Rovigo Delta. Cos'è successo? Secondo il giudice in linea non è meta, fatemi guardare. Meta del Rovigo. Parte Mirko. Sembra buono questo calcio. E c'è questo calcio per De Jager, l'unico in gioco in questo momento. Ed è Ruffolo a impossessarsene, però in avanti, indietro secondo, cioè gli sfugge l'ovale indietro secondo l'arbitro Mitrea. Intanto dobbiamo ridistenderci il livello difensivo. Siamo in meno qui al largo, se ne va Stein al largo. Mirko Bergamasco prova ma non riesce. C'è la meta di Bram Stein. Messo in grave difficoltà Rovigo. Intanto parte Kelly e Aimona al piede. Prende il palo Aimona. E qui c'è un problema di comunicazione secondo me. C'è un problema di comunicazione, però giochiamo con Jeff Montariol, messo giù da Ea, il tongano. Ancora Rodriguez, prova il buco Lucio Rodriguez, proviamo ad andare al largo, attenzione Rovigo, al largo con Stefan Basson, e c'è la meta di Stefan Basson. Grande giocata del Rovigo, c'è il pareggio.
E qui è Lucio che ha fatto una magia, Principe Lucio Rodriguez da Tucumán. Calcio del sorpasso da parte di Mirko Bergamasco. Parte Bergamirko. Palo di Bergamasco. Palo di Bergamasco. Viene bissato il palo precedente. E finisce il match con un pareggio 28 pari. Bellissima partita qui al Peroni Stadium. Purtroppo sì, l'inizio non è stato dei migliori, ok, però siamo riusciti a venire fuori in questa partita anche comunque bene. Abbiamo risposto subito alla meta presa sul finire del primo tempo e poi purtroppo ci manca sempre quella lucidità al finale per continuare a confermare il bel gioco, cioè continuare a esprimere il nostro meglio, ecco. Beh, noi cerchiamo sempre di fare soprattutto la difesa, di metterci la massima aggressività per dare appunto, come dicevi, meno palloni puliti a Rovigo e cioè tutte le squadre. E quando ci riusciamo, che ingraniamo bene, si vede anche il risultato. Non sono più tra i giovanissimi, appunto, però vabbè, sicuramente è una squadra messa insieme con grandissimo criterio, cioè accostati appunto giovanissimi come dicevi tu, 93, così, con uomini di grande esperienza, e grandi giocatori come Paul e tanti altri, Salvo, Cavalieri, tutti quelli, ecco. Non è un problema sviluppare quello che ci dice, il problema secondo me è più che altro è nostro, mentale, cioè dobbiamo mantenere l'attenzione, la concentrazione tutti gli 80 minuti. Secondo me è quello il problema, sì, la cosa da migliorare. Diciamo che per come si era messa la partita, insomma, uscire con un punto in più fa piacere e poi toglierne 3 a loro comunque. Non dimentichiamo che comunque giocavamo a Calvisano, è un campo nel quale loro l'anno scorso hanno vinto tutte le partite che avevano giocato e quindi insomma dopo Viadana potremmo definirlo un altro passo avanti in campionato. Soprattutto nel primo tempo abbiamo sbagliato un po' noi. Se loro sono stati in partita e anzi hanno rischiato di vincere fino alla fine, direi che probabilmente è perché abbiamo sbagliato alcune cose preparate in settimana, alcune cose che sapevamo che non dovevamo fare, come concedere calci di punizione stupidi a loro, perché alla fine se guardi il primo tempo che è finito in pareggio, loro non sono mai entrati ai nostri 22, mai in 40 minuti. Però abbiamo concesso calci stupidi che da 40 metri il loro calciatore, che oggi li ha buttati dentro tutti, li ha tenuti in partita e poi hanno trovato quella meta quando era una situazione di gioco provata e riprovata alla ricezione del loro calcio d'inizio, anche perché erano piuttosto prevedibili in questo e siamo usciti un attimo dal sistema e questo ha concesso loro di fare una meta che alla fine li ha fatti, sai, torni negli spogliatoi con un alto morale. Se invece tornavano con 7 punti da recuperare, probabilmente avrebbero giocato un altro secondo tempo e magari noi, anche giocando un po' di rimessa col vento a favore, avremmo potuto allungare e magari vincere la partita. Però, ripeto, concludendo, scusami, per come si era messa la partita, bene dai, sapevamo che loro si affidano tanto al loro pacchetto, anche da touch, loro non aprono un pallone da touch, loro fanno solo dei drive, sperando magari in un calcio di punizione o comunque si spostano un po' col pallone. Per questo uno degli ordini era di lasciargli la palla, perché prima o dopo la palla te la ridavano o con un calcio o con un errore, così. Ripeto, la disciplina è stato il nostro punto di forza fino a qui, siamo sempre stati sotto i 10 calci di punizione anche in campionato. È strano, ecco, strano che oggi abbiamo sforato, ma di parecchio, adesso ho perso il conto dei calci che abbiamo preso. Però dovremmo tornare in carreggiata, diciamo, anche perché sabato c'è una partita altrettanto difficile contro i campioni d'Italia e dobbiamo registrarci sotto questo aspetto. Complice la pausa, complice comunque aver perso a Mogliano all'ultimo secondo per un drop, aver pareggiato in casa col Brescia sempre all'ultimo secondo, lo capisco, è molto comprensibile il suo stato d'animo, insomma. Sta lavorando bene, ha una squadra forte e perdere o pareggiare le partite in questo modo anche rocambolesco e all'ultimo secondo
non è piacevole, è un pizzico di sfortuna probabilmente anche. Dicono che quello lo hanno fermato, mentre quello che ovviamente faceva testo era quello dell'arbitro, che quando questo era il 38esimo era il 41esimo quello dell'arbitro, quindi anche noi abbiamo fatto un attimo di confusione, anche perché l'ultimo calcio che giochiamo io chiedo di andare in touche perché c'erano, pensavo 2-3 minuti, mentre l'arbitro ha detto che era l'ultima azione, quindi diciamo insomma bravi 2 volte. Torniamo con 2 punti e pensiamo a Mogliano, che è domani Mogliano. Guardando le immagini abbiamo visto tanta soddisfazione dei tifosi, insomma comunque un ambiente che resta bello positivo. Jeff, abbiamo ovviamente sofferto un po' in mischia, questo sembrava abbastanza, non dico scontato, ma possibile. In touche invece abbiamo fatto un ottimo lavoro sia sui nostri possessi, sia anche diciamo, sporcando molti lanci loro. Avete letto bene la partita? Com'è? In settimana con Andrea De Rossi abbiamo lavorato molto la touche avversario e abbiamo ripetuto tantissimo le nostre giocate per questa partita, lavorando il dettaglio e il timing, e ha funzionato bene. Poi in mischia l'arbitro prima della partita ha detto che stava molto attento ai piloni che devono spingere dritto e non spingere di lato. Prime mischie mi sembrava che faceva un po' di là di qua, e poi si è preso un po' con Bibi Quaglio. Dobbiamo ancora fare l'analisi video, non lo so, anche Costanzo è furbo, cadeva, girava, adesso vediamo. Anche dall'altro lato poi, tra l'altro, perché anche lo stesso Lovotti su Rohan si vede proprio che lo tiene, cioè non era così, riguardando la partita non era così evidente come sul campo. Sì, non era così evidente, con questa regola nuova è un po' particolare, penso che hanno un po' incasinato le cose di più di prima. Come ti trovi tu? Non ti trovi bene? Non c'è più l'impatto, allora siccome ci appoggiamo, poi tutto di spinta. Era meglio prima, credo, era meglio prima. Adesso Mogliano, anche loro hanno un pacchetto di furbi davanti con Gianesini, Petto, Ravale, Gelie. Quindi dobbiamo studiare bene anche loro, perché anche lì loro hanno visto la partita e ovviamente spingeranno questo reparto e noi ci prepariamo bene. Hai detto un pacchetto di furbi, Ceglie ci hai giocato, Gianesini ci hai giocato a Venezia, insomma li conosci bene, Ravalle Sì, li conosco bene. Sì. Di furbi, mi piace come cosa. Abbiamo sofferto forse anche, come posso dire, l'uno contro uno, fisicamente abbiamo lasciato qualcosa sul campo, o è stata una sensazione nostra? Ma loro fisicamente hanno qualcosa in più rispetto a noi, soprattutto là davanti, secondo me. Questa è anche una regola, diciamo, di Calvisano degli ultimi anni. Non a caso poi quando vengono al Battaglini e gli spazi diventano più grandi, perché dal Peroni Stadium al Battaglini c'è una bella differenza di territorio, qua soffrono un po' di più la nostra mobilità. È stata una sensazione che abbiamo avuto noi o è la realtà secondo te? Cioè nei punti di incontro siamo stati molto bravi a rallentare e darci anche pochi palloni di qualità. sì, noi avevamo un piano di gioco in testa da fare, abbiamo anche sbagliato delle mezze in attacco. Io non ho sentito un po' questa cosa davanti, abbiamo fatto un po' di errore in difesa al largo tipo, però davanti penso che abbiamo rivalizzato, la fase statica della mischia chiusa, tecnicamente l'arbitro, allora, forse non abbiamo gestito bene con lui, non si sono capite le prime linee, però... Sì, non sei d'accordo con me, per carità, io non mi fido. Questa differenza non ho sentito tanto che siamo inferiori. No, più che altro dico, sono riusciti a ostacolarci molto. Questa è stata la mia sensazione. Mischia chiusa sì. Tu dici nel gioco aperto nei punti di incontro no? No. Sì, puoi dire abbiamo preso un po' troppo di calci contro perché non rotolavamo via queste cose qua. Poca disciplina. Tante volte però la poca disciplina non è dettata solo da te, è anche loro che ti costringono magari a non uscire, cioè l'esperienza là dentro si è vista. Sì, quello sì. Questo volevo dire. Sì, okay. Questo volevo dire. Ivan? Sì, l'astuzia la furbizia di cui parlava Jeff prima in prima linea probabilmente la puoi distribuire anche nell'arco della formazione con giocatori come De Jager, Wilk o anche con altro tipo di giocatori. A me non so se è stata un'impressione mia o è la verità, invece era piaciuta molto l'aggressività di Rovigo nella prima parte, soprattutto nel primo tempo, fino a quando la partita è stata in equilibrio e poi era stata rotta dalla nostra meta. E quindi anche se probabilmente è vero quello che dici tu che fisicamente loro hanno qualcosa di più,
pensa solo alla differenza fra De Jager e Cici Basson, no? Come estremo, insomma. Alla fine credo che nell'aggressività, che è una delle qualità che mi piacciono particolarmente del Rovigo di quest'anno, noi siamo riusciti a sopperire, oltre che dopo in altre parti del gioco. Quindi no, sono contento, e secondo me è una bella lezione anche per Bibi Quaglio, perché Costanzo io lo ritengo il miglior pilone destro del campionato. Secondo Luke c'è anche Gilding, quello del Viadana, no? Che rivaleggia, però sarà per una mia vecchio pallino. A me Costanzo è sempre piaciuto molto, mi dispiace che non abbia avuto la carriera che meritava di avere per problemi di infortunio, però dimostra che a questi livelli, anche con una gamba sola, con un polmone solo, no? Riesce a mettere in difficoltà tutti quanti. E il fatto che la nostra più grande promessa da un punto di vista, no, della prima linea, cioè Bibi, abbia dovuto pagare dazio pesantemente, secondo me deve essere una buona scuola per il futuro suo, insomma. No, certo, sono passaggi importanti per la carriera di Bibi che sicuramente si saprà rifare. Mogliano, Jeff, partita come dicevamo importante, è ovvio, insomma, campione d'Italia, la sorpresa degli ultimi anni, l'anno scorso il titolo. Ha cambiato molto, ha cambiato allenatore, ha cambiato un po' di giocatori, che come Stein, che è andato a Calvisano, Nathan che è andato a Lazio, insomma, cosa pensate di questo match? Che hanno tenuto la stessa filosofia di gioco, che giocano molto la mano, attaccano molto, giocano un po' in tutte le parti del campo. Si conosciamo molto bene perché non hanno cambiato tanto la squadra. Abbiamo visto un po' cosa fanno, cosa non fanno, quindi noi stiamo preparando bene in conseguenza di questo. Ci sono alcuni giocatori che si sono da sorvegliare più degli altri, ma niente di... Siete abbastanza sereni, insomma. Anche perché, ripeto, il feedback che c'è a Calvisano è assolutamente positività. Adesso noi stiamo analizzando un po' tra le pieghe quello che è successo, ma anche perché siamo partiti con un grande slancio positivo, per cui è anche giusto che questi dubbi arrivino in questo momento per poter poi strutturare meglio tutta la stagione e essere anche più sereni nel percorso. Ivan, tu come immagini questo match? Spero che, conoscendolo, perché ci ha giocato e ci ha vinto un titolo l'anno scorso, non neutralizzino, diciamo, la creatività di Luciano Rodriguez, che a mio avviso, almeno personalmente, è il giocatore che mi ha colpito e che mi ha impressionato di più quest'anno nel Rovigo, sia nella capacità di gestire il gioco al piede e sia nella capacità di attaccare la linea, di cui, per carità, la meta all'ultimo minuto poteva venire o non venire, però è la dimostrazione che ha nel bagaglio questo tipo di qualità. E io spero che, conoscendolo bene, loro non trovino le chiavi per neutralizzarlo, perché se invece riuscirà a giocare come può giocare, capovolgendo il discorso, cioè conoscendo bene lui il tipo di gioco del Mogliano, potrebbe essere una delle chiavi che ci permette di provare a vincere perlomeno. Io mi aspetto una partita estremamente equilibrata, una partita che potrà finire, diciamo, punto a punto come è successo con Calvisano, oppure potrà rompere, diciamo, il punteggio e creare un break decisivo, secondo me, o per logoramento o per una circostanza. Ecco, non credo che una squadra riuscirà gradualmente a prevalere sull'altra, insomma. Ecco, non so quanto tutto questo poi abbia un peso nel match. Diciamo che Mogliano arriva da un turno di riposo, mentre Rovigo ha giocato, ma questo abbiamo chiesto anche a Cocco Mazzariol, che abbiamo raggiunto ai microfoni di Rugby House. Noi abbiamo fatto 2 partite di Coppa e in genere il valore aggiunto che si ha in più è quello di riuscire a fare un grande ritmo, sicuramente giocare con una grossa intensità, però di contro c'è anche che in genere si arriva fuori abbastanza acciaccati dagli scontri fisici, che ci sono sicuramente di un livello superiore, per cui la settimana di sosta che è venuta dopo ha sicuramente dei pro e dei contro, tanto quanto le partite. Di contro c'è che potremmo così avere un po' perso quell'intensità che avevamo trovato e bisogna ritrovarla in campo. Ci sono sicuramente un proseguimento del lavoro che negli anni scorsi hanno fatto i ragazzi ed è un piacere sia da parte mia che la società, che ha cercato questo seguito tecnico, per cui Umberto ha fatto un ottimo lavoro. Io sto cercando di portare avanti dei principi che sono
parte della filosofia della società, ovviamente con qualche idea di gioco che ho portato io, e mi aspetto una partita dura e che sarà condizionata ovviamente anche dagli agenti atmosferici. Ancora non si sa di preciso come sarà il weekend, sicuramente pioverà un po' durante la settimana. Noi approcciamo tutte le partite allo stesso modo per cercare di avere continuità, e noi sappiamo che venire a vincere lì non sarà facile. Io ho visto una squadra solida che ha messo in difficoltà Calvisano in casa. Sicuramente ci sono dei punti su cui si può attaccare Rovigo. Sappiamo che affrontiamo un avversario che ci metterà in difficoltà in difesa, e noi proveremo a fare altrettanto. Alla luce di queste prime giornate, Jeff, come vedi il campionato? Cioè, se ne parla sempre, le prime 4 saranno Rovigo, Calvisano, Mogliano, Viadana. C'è un Prato che però, insomma, diciamocelo, sta ottenendo dei buoni risultati, sebbene non avesse grosso credito all'inizio. Viadana che sta soffrendo forse l'assenza di Gilding, come dicevi prima tu, Ivan, perché sta soffrendo abbastanza davanti. Infatti anche la sconfitta di Padova ne è testimone. Tu come la vedi? Ancora un po' presto per dire un po' sul campione generale. Sempre Mogliano e Calvisano sono sempre lì. Viadana ha un po' di difficoltà all'inizio, non si capisce bene, ci sono qualche problemi interni. Poi attenta anche a Prato e Padova, che anche Padova non si sapeva, però alla fine è una bella squadra. E anche Prato, parlando con quelli di qua, hanno detto che è ancora una bella squadra. Quindi sarà lottare. Per quello che dicevo l'altro giorno, che bisogna prendere tutti i punti possibili a ogni occasione, non fare come 2 anni fa, arrivare all'ultima giornata e dicendo se perdiamo siamo dentro, sì, siamo fuori, se vinciamo siamo dentro. No, veramente fare tutto il possibile per raccogliere il massimo di punti. Poi c'è ancora questo stacco di un campionato tra le squadre tipo Reggio, Capitolina, anche Fiammiolo, che non pensava, però hanno avuto tante difficoltà all'inizio. E allora per noi abbiamo una rosa conseguente quest'anno, quindi riusciremo bene a gestire queste partite. Sì, proprio anche abbiamo visto nel Trofeo Eccellenza un ampio turnover, la possibilità a tanti giocatori comunque di mettersi in mostra e dimostrare quello che possono dare. Vi sentite sempre un po' in gioco, cioè nel senso non siete sicuri di giocare? No, è bello quest'anno perché c'è una concorrenza che è sana, c'è veramente un bel gruppo, lo staff è riuscito a creare un bel ambiente. Abbiamo lavorato molto duro in preparazione estiva e poi hanno anche riuscito a fare delle cose, hanno fatto delle attività insieme per far gruppo, queste cose qua. Adesso è inutile che tu faccia il simpatico, so che non ti piaceva potare gli alberi. Quando hai tagliato gli alberi così non ti piaceva? No, sì, mi piace solo quello, più di pulire là. No, è che abbiamo un bel gruppo, lavoriamo bene e che tipo anche quando prepariamo delle partite importanti, quelli che sono in panchino fuori aiutano quelli che giocano e il contrario. Questo è bello perché negli ultimi anni non c'è questa cosa qua. E quello farà la differenza perché esce uno, entra un altro, il livello è più o meno uguale e allora quando le partite sono lì e che si vince negli ultimi 20 minuti fa la differenza. Come ti trovi con Matteo Ferro in seconda linea? Va bene, Matteo è molto cresciuto, è molto maturato ultimamente, fisicamente è forte. È bene per lui che può anche giocare 8, che tecnicamente anche è cresciuto e spero che per lui che nei prossimi anni andrà in Celtic. Tu pensi che Matteo abbia le potenzialità per farlo? Sì, penso di sì, perché è giovane, fa ancora un paio d'anni a Rovigo, però dopo deve andare in Celtic League o all'estero. Ivan, come vedi tu questo esperimento? Insomma, esperimento. Poi diciamo che Matteo anche in nazionale giocava più seconda che numero 8. Io ero rimasto colpito dal Matteo Ferro di 2 anni fa, no, nei playoff, quando da numero 8 aveva fatto quelle azioni che tutti quanti avevano apprezzato. Però parlando con i tecnici e parlando con lui stesso mi sembra di capire che lo fa in maniera convinta questo tipo di ruolo in seconda linea e mette poi a frutto anche la polivalenza della terza, quindi è perfetto a mio avviso, soprattutto a questi livelli che secondo me sono sempre livelli molto bassi rispetto alla Celtic e poi a quelli internazionali. Avere la capacità di giocare in più ruoli secondo me è importante. Poi insomma l'ho visto molto più tonico rispetto al passato, anche più deciso,
Se ci sarà ancora la Celtic, come dice Jeff, secondo me anche non fra 2 anni, ma già non fra 3 anni, ma secondo me un altro anno a Rovigo e poi potrebbe essere già pronto per fare il salto. Sul discorso playoff o favorite o squadre che ti hanno fatto una buona impressione? Beh, allora è presto, come diceva giustamente Jeff, però dai primi riscontri per me il discorso delle 4 che dovrebbero dominare o comunque arrivare abbastanza tranquillamente rispetto al passato ai playoff, mi sento ancora di confermarlo. Fra le 4, quella che mi sembra di capire potrà avere i problemi che ha avuto Rovigo l'anno scorso, che poi è rimasto fuori, è il Viadana. Per una serie di cose, non ultimi anche i 90 punti presi in casa in Coppa, che secondo me sono un indice. Perché... Esatto, sono un indice. Poi la sconfitta anche con Rovigo, che non aveva mai perso tranne l'anno di Casellato in casa con Rovigo, e poi questa sconfitta qui a Padova. A mio avviso, magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi, perché comunque Viadana è una squadra che a me è simpatica, è una piazza insomma che paragono anche a Rovigo per certi aspetti. Temo che possa avere qualche problema interno che potrebbe compromettere la sua competitività. Per quanto riguarda Rovigo, anche se appunto ho questa idea delle 4 più forti degli altri, ha però 2 squadre che, se anche sulla carta possono essere più deboli, nello scontro diretto se la giocano alla pari, che è il Petrarca ovviamente e il Prato, per quello che c'è stato fra Prato, i nostri allenatori, la situazione dei giocatori che sono venuti qui, le vecchie vicende di Jeff che non voglio rivangare adesso. Io volevo... E quindi, scusami, secondo me i match con Petrarca e con Prato noi dobbiamo paragonarli ai match con Viadana e con Calvisano e con Mogliano. Gli altri bisogna sempre stare attenti, però ritengo che tutte le altre squadre siano un gradino inferiori a Rovigo, e quindi se non riesci a fare i punti, come dice Jeff, diventa pericoloso, perché non dimentichiamo che l'anno scorso poi noi i playoff li abbiamo persi con Reggio e con le Fiamme Oro, non facendo i punti che dovevamo fare. Assolutamente, mi leggo quanto detto a te. Jeff, come hai gestito questo rapporto, diciamo, con chi insomma aveva avuto qualche parola contro di te, lo stamping, tutte queste polemiche, avete già chiarito prima? Non mi ricordo di che cosa si tratta. Si tratta di calcio a 5. Sì, che abbiamo vinto alla fine. Esatto, bravo, con il tuo gol. No, questo non ne abbiamo parlato. Loro all'epoca hanno fatto quello che hanno pensato bene di fare. Poi alla fine non ho fatto tutta quella squalifica lì, ho fatto solo un mese. Non abbiamo parlato di questa cosa ancora. Ah, non avete mai affrontato? E invece lui con Frati e De Rossi si è alleato da questo punto di vista, perché poi anche loro hanno avuto problemi con Petillo, quindi... No, vabbè, sono anche dei problemi un po' diversi, dai, sono un po' diversi. Lo so, però alla fine questo avrà aiutato probabilmente. No, sono problemi diversi. No, era interessante capire se non parlati o meno. Tu dici che è tutto acqua passata, insomma. Sì, non abbiamo parlato di questa cosa. Bene, andiamo a vedere cosa succederà nel weekend ai vari campi dell'eccellenza italiana. I biancocelesti vincono la partita che dovevano vincere contro Reggio Emilia e con un solido 29-3 ottengono anche il punto di bonus con il quale arrivano a 10 lunghezze in classifica. San Donà, che ha mostrato come il suo punto di forza sia nel pacchetto degli avanti, a partire dalla forte prima linea dove possono schierare 6 titolari. Il dominio in mischia ha segnato così la gara contro gli emiliani, mentre sono risultati meno convincenti i 2 neozelandesi Flynn e Taumata, che non hanno creato quel gioco champagne che il pubblico sandonatese si aspettava. In questo momento sono quindi in attacco nell'handling i maggiori problemi dei veneti, problemi sui quali coach Wright dovrà lavorare in fretta in vista della partita di sabato 2 contro Padova. Proprio quella Padova già incontrata in Trofeo Eccellenza il 19 ottobre in una partita che ha visto i tuttineri espugnare il Pacifici per 15-27. Allora gravi distrazioni difensive dei biancocelesti avevano segnato il match sin dal primo minuto, una situazione assolutamente da evitare alla quinta di campionato contro un Petrarca galvanizzato dal successo contro la blasonata Viadana. Il più grande interrogativo nel 15 di partenza riguarda il mediano di Mischia Rorato, vittima di un risentimento muscolare sostituito nell'ultima uscita dal veterano Mucelli. Nel pacchetto di Mischia probabile il rientro di D'Artora dal primo minuto, mentre all'estremo forse si rivedrà Cincotto al posto del già citato Flynn.
Questa sfida tra le due formazioni più giovani del campionato vede sicuramente Padova partire con i favori del pronostico, ma San Donato ha tutta l'intenzione di confermarsi un osso molto duro da rosicchiare, soprattutto in casa. Vincere e ritrovare se stessi. A Roma, sui campi dell'Acqua Acetosa, va in scena la terapia di gruppo per Lazio e Calvisano. Appena 2 punti a separare le due formazioni in classifica, Calvisano settimo facendo a cazzotti con la vittoria, Lazio ottava affogando in piccoli bicchieri d'acqua. Il Calvisano è forse squadra ancora timida, contro Rovigo ha sperato l'impresa e invece è arrivato un pareggio che ha deluso non poco il tecnico Gianluca Guidi. Bene la mediana, bene De Jager, ma se non si vince restano soltanto le pacche sulle spalle. Aria pesante in casa Lazio, De Angelis e Mazzi potranno anche contare su un Troy Nathan superlativo, ma le amnesie in mischia sono drammatiche, senza contare la lunga sfilza di infortuni. La sconfitta nel derby con le Fiamme Oro è frutto di imprecisione, indisciplina e iella. Anche i biancocelesti hanno i nervi a pezzi, clima da mors tua, vita mea, più stressante di così. Ritorno amaro del Viadana in campionato con la sconfitta patita a Padova sabato scorso contro il Petrarca per 22-5. La partenza è certamente meno entusiasmante rispetto a quella della passata stagione, ma in settimana staff ed atleti hanno fatto quadrato assumendosi le proprie responsabilità. Il focus è dunque rivolto alla partita di sabato alle 14 con la Capitolina allo stadio Zaffanella di Viadana. Le due formazioni si sono incontrate 6 volte con 4 successi gialloneri e 2 per la squadra romana. Sarà lecito dunque attendersi una prova solida da parte della compagine di casa per riprendere subito la corsa e buttarsi alle spalle il periodo poco brillante. Ancora lontano dal recupero il pilone destro Jack Gilding infortunato sia una mano, mentre si stanno valutando le condizioni di capitan Gabriel Pizarro. Bene, rientriamo in studio perché c'è l'ultima appendice, meglio, insomma, la parte più divertente della trasmissione. Vogliamo capire quanto i nostri ospiti sono realmente rossoblù. Quanto sei rossoblù? Quanto sei rossoblù? Jeff, tocca a te. Sappi che i tuoi compagni, a parte 2, hanno sempre sbagliato, però sono sicuro che tu risponderai bene. Allora, io ti dico 3 nomi e questi 3 nomi sono legati da una caratteristica comune, ok? Ora, i nomi sono Maci Battaglini, Stefano Bordon e Rick Dolcetto. Per cosa sono simili questi 3 giocatori? A. Vengono tutti da Frassinelle. B. Hanno vinto un titolo Under 20. C. Hanno giocato in Francia. Maci Battaglini, Bordon e l'altro? Rick Dolcetto. Hanno giocato tutti e 3 in Francia. Vediamo. Sono contenti, complimenti a Jeff per la risposta. Era anche un po' facile, nel senso che parlavamo un po' della sua terra, però era giusto insomma testarlo. Adesso tocca a Ivan, sempre con i giornalisti poi è difficile. Allora, visto che se andiamo nella storia poi sicuramente risponde, nella storia quella più profonda sicuramente risponde bene. Allora, stiamo alla sua sinistra, Jeff Montariol e il suo rapporto con la nazionale. Allora, Jeff è stato convocato ma non ha nessun caps, ha un caps o 2 caps? La nazionale? Non la capisco questa. Qua è mestierante. Non la Ivan. capisco. Allora, Jeff Montariol, la sua carriera in nazionale. Allora, lui è stato convocato ma non ha mai giocato, ha un cap o 2 caps? Questo è difficile. Per me ce li ha, per me ha un paio di caps, però... Allora, io non so se Jeff Montariol fosse stato bravo a scuola o no, sicuramente suggeriva, ma andiamo a vedere. Allora, io ho visto una manina Galleotta che faceva così, e le mani di Jeff Montariol... Ecco, vabbè, finiamola qui perché ci sono delle alleanze strane, si danno anche la mano, non so come andrà a finire. Comunque volevo farti notare che anche se sbagliavo le domande, io rosso-blu c'ho anche la collanina delle rose, vedi, quindi... Rosso-blu fino alla fine. Rosso-blu fino alla fine, la collanina che le rose hanno distribuito in occasione del torneo Peternella per solidarietà con la parrocchia di Borsea e con Don Silvio, quindi anche se sbagliavo le domande tiravo fuori questa ed era una prova provata. Assolutamente, eri salvo da qualsiasi questione. Signori, la chiudiamo così in bellezza. Grazie Jeff per essere stato con noi. Grazie. Ti becco alla prossima. Grazie Ivan. Grazie a voi, ciao. Ci vediamo sabato per Rovigo Mogliano. Buonanotte.